Amici di Diretta Sport, buonasera dal Paracus di Cagliari per assistere alla 10ª giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile girone sud tra il Cus Cagliari e l'Athena Roma Basket. Al mio fianco il presidente dell'Athena Basket Roma Edoardo Stanchi, alla mia sinistra il dirigente responsabile del settore basket del Cus Cagliari Mauro Mannoni. Naturalmente buon pomeriggio ad entrambi. Per ospitalità iniziamo naturalmente con il presidente dell'Athena. Presidente, arrivate da 2 vittorie, per cui in netta ripresa siete sotto in classifica rispetto al Cus Cagliari, una sfida ovviamente importantissima. Assolutamente sì, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, bellissimo stare qui in Sardegna, che secondo me dopo Roma è il posto ovviamente più bello d'Italia. Noi siamo carichi, noi, come dico sempre alle ragazze, a tutto lo staff, abbiamo un obiettivo quest'anno di stabilizzarci in una Serie A che è nuova, dopo 25 anni di storia. Le ragazze sono ragazze bravissime, io dico sempre 14 principesse dove automaticamente ci porteranno sicuramente in alto. Io penso sempre positivo, so che oggi è molto difficile perché giochiamo in trasferta con una grande squadra, però sono sempre fiducioso, quindi va benissimo così e prendiamo i 2 punti. Mi riallaccio alla tua frase, 14 principesse, a dirigerle ci vuole un principe o un re, giusto per ovviamente riattaccarmi a quello che hai detto, per cui bisogna saperle guidare, bisogna portarle alla massima, diciamo così, espressione di questo sport che anche a livello di Serie 2 sta diventando sempre più selettivo. Assolutamente sì. Per quanto concerne gestire loro è semplice, è un gruppo straordinario, ragazze bravissime, eccezionali nel morale, fortissime nella pallacanestro. Non lo scopro io perché io vengo da un altro ambiente, gestisco tante persone, ma con loro è molto semplice. Vedo un gruppo sano, coscienzioso, rispettoso, pieno di virtù, che oggi sta portando dei risultati. Ovvio che la Serie A è un mondo diverso dove loro non erano abituati, anche io per primo. Se oggi stiamo in questa classifica, che secondo me non ci compete perché possiamo fare molto di più, tendenzialmente la colpa me la prendo io come presidente insieme a Giancarlo Murani, ma sono fiducioso. Le ragazze, molto semplice parlare con loro, gestire loro, perché è un gruppo molto molto sano. Ringraziamo il presidente dell'Athena, rimanga pure al nostro fianco, poi chiudiamo direttamente la diretta. Mauro, una sfida importante per classifica, la stessa domanda che ho fatto più o meno al loro presidente, una sfida importante per la classifica, voi siete 2 punti avanti, arrivate da 2 sconfitte, compresa quella del recupero, nel mezzo una vittoria nel penultimo turno di campionato. Beh, oggi bisogna risalire un po' la china e cercare ovviamente di portare a casa questi benedetti punti. Certo, hai detto bene prima tu, partita molto importante perché quest'anno la formula prevede un coinvolgimento tra retrocessione diretta e play-out delle ultime 6 squadre, quindi è chiaro che prima si riesce ad allontanarsi da quella zona e più tranquilli si va avanti. Abbiamo perso una partita a Roma molto equilibrata dove forse abbiamo perso un'occasione, però le ragazze sono consapevoli, nonostante una settimana un po' con qualche acciacco, diciamo, oggi diciamo che sono in condizioni per provare a vincere questa partita perché, come hai detto tu prima, è molto importante. Mauro, siamo in chiusura, nel senso che stanno facendo già la presentazione delle formazioni, sfruttiamo questi ultimi secondi. Che cosa vi aspettate da questa partita, dalle vostre giocatrici ma anche dalle loro? Nel senso, che cosa vi può mettere in difficoltà? Le squadre di Roma, io da giocatore quando ero giovane, maschile e femminile, sono sempre state note per saper tirare bene, sempre. In più penso che loro oggi avranno una buona aggressività in campo, quindi è la stessa cosa che dobbiamo mettere noi per provare a giocarci la partita e a vincere. Ringrazio Mauro Mannoni e Edoardo Stanchi per questi minuti pre-gara che ci hanno dedicato. Noi andiamo un attimo in pausa pubblicitaria sulla presentazione delle 2 formazioni e rientreremo subito dopo per la presa diretta di questa 10ª giornata del campionato di Serie A2 gironi sud di basket femminile. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale.
Bentornati in diretta dalla Palacus Cagliari per questa 10ª giornata del campionato di Serie 2 Gironi Sud di basket tra il Cus Cagliari e la Athena Basket Roma. Diamo subito un'occhiata ai quintetti. Il Cus parte con la numero 8 Caldaro, con la numero 5 Favento, il Cus parte con la numero 6 Kotnis. Il playmaker dovrebbe essere Striulli, il capitano con la maglia numero 7. Esattamente. E poi l'ultima giocatrice con la maglia numero 18 è Lussana. Risponde Roma con la numero 4 Raveggi, la numero 7 Grimaldi, la numero 11 che va a contendere subito il primo pallone Gelfusa. Parte qui la prima palla a 2 vinta subito dalla formazione romana. Il palleggio, palla fuori per la numero 9 Russo. Adesso sotto canestro ancora a Roma, il palleggio. La prima conclusione della partita, vince anche il rimbalzo e va a canestro con la numero 4 Raveggi. Adesso la conclusione della numero 6, va a dire Kotnis, che tenta subito di pareggiare le sorti dell'incontro, ma c'è il secondo canestro per Grimaldi, quindi più 4 per Roma a 9 minuti dal termine del primo quarto. Ancora Kotnis, palla dentro, c'è la stoppata sulla numero 18 Lussana. Riparte così subito l'Athena Roma, pallone in mano. Il giro palla lungo il perimetro, la tripla messa dentro ancora da Grimaldi. Ancora il palleggio del Cus Cagliari. La penetrazione di Striulli, poi lo scarico per la numero 8 Caldaro che va a tentare il canestro. Palla adesso giocata dalla numero 14 Bernardini, sporcata da Favento. Ancora Favento, la tripla tentata da Favento, palla che tocca il ferro, rientra in campo. 7 minuti 55 secondi al termine del primo quarto, parziale di 7-0 per l'Athena Roma. Palla in mano al Cus Cagliari. C'è Capitan Striulli in possesso palla, ma c'è anche l'errore della formazione padrona di casa. Ancora l'Athena con il numero 9 Russo, la penetrazione, lo scarico per Gelfusa, la finta, la conclusione che va ancora a canestro di Gaia Raveggi. Punto numero 9 per l'Athena Roma. Sembra veramente in bambola il Cus Cagliari. Adesso la penetrazione con lo scarico, palla fuori per Capitan Striulli, chiama lei lo schema. 12 secondi per andare alla conclusione. Il palleggio, ancora Striulli, scarica sino alla fine. Vorranno sfruttare questi secondi per andare alla conclusione. La conclusione ancora di Silvia Favento che colpisce il ferro, rientra in campo. Il rimbalzo è ancora preda della formazione capitolina. Gelfusa scarica su Grimaldi, spalle a canestro Raveggi. Ancora Grimaldi, pensa di nuovo alla conclusione dalla distanza, poi perde il pallone sul pressing della Striulli. Ancora il capitano del Cus Cagliari cerca e trova Favento, palla dentro per la numero 6 Kotnis, spalle a canestro. Infrazione di passi, fischiato
ai danni della giocatrice con la casacca numero 6. Ricordiamo anche i direttori di gara che sono Vito Castellano e Francesca Finazzi. Palla schiacciata a terra, ancora Gaetani, spalle a Canesco, la conclusione non va a segno, pallone in mano ancora il Cus Cagliari, più 9 per l'Athena Roma a 6 e 15 secondi dal termine del primo quarto. Adesso il fallo su Striulli. Va in lunetta il capitano del Cus Cagliari, allenato da Federico Sciascia, mentre sulla panchina dell'Athena Basket Roma c'è Francesco Goccia. Va a canestro il primo tiro libero. A secondo anche a segno anche il secondo tiro libero. 2 punti per il Cus Cagliari, 9 per Roma. Ancora Grimaldi, la conclusione da 3 punti, palla che non tocca neanche il ferro, rientra in campo Preda subito della numero 6 Kotnis. Il palleggio di Striulli che supera la linea mediana del campo, affrontata dall'altra numero 7, vale a dire Giulia Grimaldi. Fa vento, scarica verso Lussana, ancora Lussana, scarica, palla dentro, Kotnis spalla a canestro, perde il pallone, lo tocca per Striulli che va alla conclusione da 3 punti. Andrà adesso, arriva il time out. Andrà in lunetta ancora Striulli, mentre arriva il time out. Federico Sciascia ovviamente deve cercare di riorganizzare le idee della propria formazione, soprattutto per questo parziale di 9-0 della formazione ospite, che effettivamente ha messo un po' in crisi le cussine. Sono arrivati poi 2 tiri liberi di Capitan Striulli per accorciare almeno le distanze. Risultato fermo sul 9-2 per la formazione allenata da coach Francesco Goccia. Sicuramente non contentissimo Federico Sciascia. Che adesso va a discutere addirittura col direttore di gara. Viene anche richiamato Federico Sciascia, mentre va in lunetta Striulli. Cus Cagliari reduce dalle sconfitte con Valdarno 51-71 in casa. Pesantissima la sconfitta contro Valdarno, sconfitta anche contro l'altra formazione di Roma, questa volta in trasferta, 52-46 per le romane. Secondo tiro libero che va a segno, sarà il terzo tiro libero. A segno 5 punti per il Cus Cagliari, sono 5 tiri liberi messi a segno da una straordinaria Erika Striulli con un 100% dalla lunetta, mentre i primi cambi per Roma entra con la casacca numero 5 Valentina Vignali, ma entra anche la numero 3 Volponi. Adesso la conclusione, la tripla messa a segno dalla numero 18 Lussana. Si rifà sotto subito il Cus. 8 per le cussine, 9 per la formazione romana dell'Athena Roma Basket. Ancora a canestro il rimbalzo sotto canestro e ancora di Lussana, che poi mette e affida la palla nelle mani del proprio playmaker, vale a dire Striulli. Adesso il palleggio
ancora Caldaro, poi c'è la possesso palla del numero 18 Lussana, che però poi si complica un po' la vita. Palla contesa, palla in possesso però ancora alla formazione isolana. Favento esce dai blocchi, 6 secondi per andare alla conclusione. Ancora Lussana, potrebbe provare la tripla, lo fa in questo momento. Palla che tocca il ferro, rientra in campo. Caldaro non riesce a recuperare il rimbalzo, quindi palla in mano ancora alla formazione ospite dell'Athena Basket Roma. Spalla a canestro la numero 11 Gelfusa, va alla conclusione, mette altri 2 punti per la propria formazione, più 3 adesso per Roma. Sono 8 i punti del CUS, 11 quelli della formazione romana. Ha calpestato la linea, invece no, palla in mano alla CUS Cagliari. Favento, ancora Strulli, movimento sempre di Favento che esce dai blocchi, arresto e tiro da 3 punti, palla che tocca il ferro, non ha ancora la mano calda la giocatrice con la maglia numero 5 allenata da Federico Sciascia, mentre adesso la penetrazione Vignali, palla che tocca il ferro e rientra in campo. Ancora Favento, cambia letteralmente il versante del gioco, palla in mano ancora Strulli, palla sotto per la finta, l'arresto e il tiro facile facile della Cotnis che si riporta sotto, riporta il CUS Cagliari sotto di un punto, di una lunghezza. 10 per il CUS Cagliari, 11 per l'Athena Basket Roma. Ancora palla recuperata, la ripartenza ancora con Strulli, è un 3 contro 1, scarica Strulli sotto per Favento che va al referto con i primi 2 punti della partita a 3:25 dal termine del primo quarto. Si rifà sotto il CUS, anzi si porta in vantaggio il CUS Cagliari. Ancora palla in mano a Russo, pressata da Strulli, c'è il fallo di Strulli che alza subito il braccio ammettendo la propria colpa, ammettendo di aver effettivamente commesso fallo, mentre si prepara a bordo campo Giulia Ridolfi. Fuori con la casacca numero 8 Eugenia Caldaro. Bernardini, c'è il movimento di Gelfusa, si libera invece Vignali, mette il pallone nelle mani di Elena Russo, il palleggio, ancora Russo cerca una compagna libera, la tripla messa a segno da Volponi. 12 per il CUS Cagliari, 14 per Roma. Ancora Cotnis, palla sporcata dalla difesa laziale. Si ripartirà con la rimessa in gioco con le mani. Già effettuata la tripla tentata e messa a segno ancora da Areta Elena Cotnis per il controsorpasso del CUS Cagliari. 15 punti al referto per le cussine, 14 per Roma. Adesso un'altra tripla dalla parte opposta, palla che tocca il ferro, il rimbalzo è di Ridolfi. Ancora la conclusione dalla distanza, questa volta di Capitan Strulli, palla recuperata sotto canestro ancora da Cotnis che la mette in mano a Favento. Cotnis, ancora un rimpallo vinto. Favento spalla a canestro, si gira, il palleggio, mette giù la palla, la scarica per Niola. Palla che tocca il ferro, rientra in campo, giocata subito da Roma. Russo, il passaggio intelligente della compagna di squadra, vale a dire la numero 11 Laura Gelfusa, che adesso va ancora alla conclusione, stoppata piena, dice la direttrice di gara, effettuata dalla CUS Cagliari. Quindi ancora palla in mano alla CUS che va ancora a canestro sull'asse. Striulli, Cotnis, altri 2 punti per la Cotnis che
allunga ulteriormente per il Cuscagliari. Adesso palla recuperata, c'è la ripartenza, c'è Niola tutta sola che può andare a canestro, ma sbaglia clamorosamente Niola, poi commette fallo Striulli. Doppio cambio per Roma, 1 per il Cuscagliari. Fuori Favento, dentro la numero 11 Saias, mentre per Roma è uscita la numero 14 Bernardini, per la numero 22 Verrecchia. Fuori anche Genfusa. Il palleggio di Elisa Volponi, scarica per Verrecchia. Ancora il palleggio. Adesso Russo scarica ancora verso Raveggi. Raveggi scarica per la numero 3 Volponi, che va a canestro sino in fondo. Conclusione che va ancora al referto per Roma, che si porta ancora sul -1. Adesso Niola, Striulli, palla in mano ancora alla Play, che trova libera con la conclusione da 3 punti ancora di Giulia Ridolfi, che riporta in vantaggio +4 per il Cus su Roma, 20 per le Cusine, 16 per l'Attena Basket Roma. Vignali, giro palla, c'è il blocco di Vignali che poi può ricevere, invece non riceve, palla sporcata ancora da Striulli, palla corta intercettata dalla numero 3 Ridolfi, ma termina qui il primo quarto con il vantaggio 20-16 per il Cuscagliari, quindi 20 per le Cusine, 16 per l'Attena Basket Roma, e si va al primo riposo e noi invece andiamo con il primo blocco pubblicitario. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Rientrano le formazioni in campo per il secondo quarto di questa sfida, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile, girone sud, tra il Cuscagliari e l'Attena Basket Roma. Il vantaggio dopo il primo quarto, dopo i primi 10 minuti di gioco, per le Cussine allenate da coach Federico Sciascia, 20 per il Cus, 16 per l'Attena Basket Roma. Subito in possesso palla il palleggio di Volponi, lo scarico per Vignali, si gira a Vignali che va a canestro ma non sino in fondo, palla corta disturbata dalla fase difensiva del Cus. Ancora Vignali, pallone in mano, lo recupera, il passaggio filtrante per la numero 3 Volponi, palla recuperata già dal Cuscagliari che riparte con Capitan Striulli. Ancora Saias, il palleggio, Saias scarica per Kotnis, palla affidata
a Niola. Niola sino in fondo, palla che tocca 2 volte il ferro, sarebbe stato canestro più tiro libero aggiuntivo, quindi un possibile gioco da 3 punti, invece andrà in lunetta. Va in lunetta la numero 15 Rachele Niola. Sbaglia il primo tiro libero. Va a segno col secondo, 21esimo punto per il CUS, 16 per l'Athena Basket Roma. Ancora Russo, il palleggio esce dai blocchi e si libera Verrecchia. Vignali per Russo, ancora il palleggio. Bisogna dare un'occhiata anche al cronometro. Vignali, la tripla che va a segno della Vignali. 21 punti per il CUS, 18 per Roma. Ancora Niola, il movimento sotto canestro, poi si libera Kotnis, affrontata ancora da Vignali. Niola il palleggio, Kotnis la finta, ma c'è ancora un'infrazione di passi per la giocatrice con la casacca numero 6. Riparte l'Athena, ancora il palleggio di Russo, palla schiacciata a terra verso Verrecchia. Ancora Verrecchia, il palleggio, palla dalla parte opposta addirittura con una mano. Ancora il cambio di gioco per l'Athena, ma c'è l'infrazione di passi fischiata questa volta ai danni della numero 22 Verrecchia. Otto minuti e 9 secondi al riposo lungo. Saias, il palleggio affrontata da 2 giocatrici della Athena Roma, poi Niola, pallone di ritorno ancora per Niola, scarica per Saias, chiede spazio Saias in palleggio, si gira Saias 2 volte, pressata sempre dalla numero 4 Raveggi, poi c'è il fallo di Vignati. Il fallo di Valentina Vignali. Rientra in campo Lussana per la numero 11 Saias. Pallone rimesso in gioco. Ridolfi scarica ancora per Lussana. Lussana si ferma, scarica ancora fuori la penetrazione di Niola che va sino in fondo. Palla appoggiata al tabellone che finisce a canestro. 23esimo punto per il CUS Cagliari, 18 per l'Athena Roma. Ancora il pallone dentro, intercettato ancora da Giulia Ridolfi che riparte. È un 3 contro 2 ancora allo scarico. Poi la conclusione di Lussana che però sbaglia il rimbalzo di Valentina Vignali. Poi c'è il fallo commesso da Niola. Palla in mano ancora a Roma. Il movimento sotto canestro di Verrecchia. Grimaldi. Le finte di Grimaldi, la penetrazione sino in fondo. Grimaldi, palla che tocca 2 volte il ferro dopo aver toccato anche il tabellone, ma ricade in campo, riparte così ancora il CUS Cagliari. Palla in mano a Lussana, lo scarico per Favento, palla dentro ancora per Striulli, lo scarico verso Niola, il palleggio, mantiene il pallone in campo, ancora palla fuori per il CUS e poi la conclusione della numero 8 Caldaro che sbaglia.
Adesso la tripla ancora di Vignali, palla che tocca il ferro, rientra in campo e preda subito del Cuscagliari. 6:27 al termine del secondo quarto, al riposo lungo per rifiatare, per ricaricare ovviamente le batterie, ma adesso le ricarica nel modo migliore la numero 5 Silvia Favento, che va a segno, va a referto con un'altra tripla, porta a 26 il punti del Cuscagliari, sono 18 per l'Attena Basket Roma. Fuori Vignali, e la numero 2, la numero 22 Verrecchia. Palla in mano ancora l'Attena Roma, lo scarico, palla fuori per Bernardini, il capitano delle romane sbaglia ancora il passaggio, riparte Niola, aspetta l'arrivo dei centimetri di Favento, di Lussana, ma anche di Kotnis. Fallo commesso ancora dalla formazione laziale. Fuori Niola, dentro di nuovo Capitan Strulli. Cambia anche per Roma, fuori Grimaldi. Va in lunetta Lussana, che va a referto. Secondo tiro libero e secondo canestro per la numero 18 rossoblù. Più 10 per il Cuscagliari, sono 28 i punti per Strulli e compagne, sono 18 invece quelle della formazione laziale, che adesso sbaglia ancora il possesso palla. Lussana, ancora Favento, palla dentro, spalla canestro per Kotnis, che poi scarica nell'angolo per Capitan Strulli. Ancora Strulli, l'arresto e il tiro, va ancora a canestro Strulli. 30° punto del Cuscagliari. Adesso il pressing del Cus, palla recuperata ancora da Favento, che la mette in mano ancora Strulli, arresto e tiro di Strulli. Altri 2 punti di una straordinaria partita per il capitano Erika Strulli in questi primi 2 quarti. 5 minuti 8 secondi al termine del secondo quarto, al riposo lungo. Non la prende proprio benissimo il coach Francesco Goccia, che scaraventa a terra addirittura un tabellone pubblicitario che delimita la propria area tecnica, o meglio la propria panchina, ma penso che si possa sentire, si sente solo lui adesso urlare all'interno del palazzetto. Sta strigliando molto forte ovviamente le proprie giocatrici. La reazione dalle sue giocatrici. Già rientrato il Cuscagliari, che ha avuto la pazienza, l'esperienza e la capacità di rimanere aggrappata all'incontro, soprattutto dopo un inizio disastroso, dopo un inizio con un parziale di 9-0 per la formazione romana, che sembrava mettere in discesa la partita per Vignali e compagni. Invece no, il Cus è rientrato in partita, lo sta facendo alla grande, mentre vediamo il fallo su Strulli. Il fallo dovrebbe essere della stessa Strulli. Bisogna naturalmente stare attenti a non caricarsi. Arriva il tecnico per Federico Sciascia. Va in lunetta a Roma.
Tiro libero andato a segno, adesso palla in mano ancora la formazione laziale. Azione d'attacco per Roma, la conclusione ancora della numero 14, poi c'è il rimbalzo sotto canestro della Gelfusa che va ancora a segno. Palla in mano alla Cus Cagliari. 32 sono i punti del Cus. Adesso arriva la conclusione dalla distanza ancora di Favento. Palla recuperata da Bernardini, ancora Bernardini, il palleggio, la spallata ai danni della numero 18 Lussana. Non c'è fallo né di sfondamento né di ostruzione fischiato né all'una né all'altra giocatrice. Ancora il pallone in mano alle romane, palla schiacciata a terra. Favento la recupera, può ripartire così Strulli, arresto e tiro ancora di Strulli che va ancora a canestro. Palleggio di Roma. Piacentini, palla sotto canestro, palla fuori ancora per la Gelfusa che va alla conclusione. Il rimbalzo ancora di Favento che poi mette la palla nelle mani della propria compagna, vale a dire Chiara Lussana. Caldaro per Favento, movimento di Kotnis che poi va a canestro, palla che tocca solo il tabellone, non tocca neanche il ferro. Riparte così l'Athena Roma. Palla giocata su Eleonora Piacentini. Richiamo ancora per Federico Sciascia da parte della uno dei due arbitri, Francesca Finazzi. Già stato dato un tecnico al coach caglieritano. Rimessa in gioco ancora l'Athena. Palla recuperata ancora da Strulli. Il palleggio di Lussana che viene fermata dalla numero 6 Piacentini. C'è il fallo commesso dalla giocatrice laziale. Strulli, il palleggio, lo scarico per Favento, arresta ai due piedi, tenta la conclusione da 3 punti, poi arriva come un falco la numero 6 Kotnis che strappa letteralmente il rimbalzo dalle mani di una avversaria e va a canestro per il punto numero 36 del Cus. Sono 21 quelli della Athena Basket Roma. 2:40 al termine del secondo quarto e quindi al riposo lungo. Adesso di fisico commette fallo Favento che infatti rimane un po' basita, un po' stranita per questa chiamata. Bernardini sul punto di battuta. Ancora palla sotto canestro, c'è il doppio fischiato ai danni della numero 11 Laura Gelfusa. Strulli, il palleggio. Ancora Kotnis, scarica per Lussana. Palla dentro ancora per Kotnis, l'imbucata ancora di Strulli per Kotnis, palla che tocca il ferro. Poi rientra in campo, lo recupera e lo mantiene in campo la numero 6 Piacentini. Palla però giocata ancora a Favento, si vedeva questa volta che il tiro effettivamente poteva essere corto. Palla che tocca il ferro, rientra in campo, attacca ancora l'Athena Roma. Palla in mano a Piacentini, tiro corto anche questa volta. Palla che tocca il ferro, poi palla persa, contesa dalla numero 6 Kotnis.
Arriva anche il time out e noi stacchiamo per una piccola pubblicità. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Del panorama nazionale Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Rientrano in campo le formazioni, si andrà in lunetta per il tiro libero con Raveggi. Sbaglia il primo tiro libero Raveggi. Mette a segno il secondo, punto numero 22, più 14 per il Cus, 1,40 al riposo lungo. Adesso ancora Striulli, palla dentro per Kotnis che si gira. C'è il fallo su Kotnis della numero 11 Gelfusa. Fa in lunetta Kotnis. Mette a segno il primo tiro libero. A segno anche il secondo, 38esimo punto per il Cus Cagliari, 22 per l'Attena Basket Roma. Ancora palla sollevata verso Gelfusa che poi recupera ancora il pallone messo in mano a Raveggi. Ancora Raveggi, il palleggio, si gira, scarica nell'angolo, palla dentro per Gelfusa che sbaglia, però la conclusione è sotto canestro. Favento, ancora giro palla per il Cus, 10 secondi per andare alla conclusione. Ancora Striulli, arresto e tiro sulla penetrazione. Adesso non ne sbaglia più uno il capitano del Cus Cagliari. 40esimo punto per le Cussine, 22 per l'Attena Basket Roma. La conclusione ancora di Piacentini. Palla recuperata ancora da Roma, sono 7 secondi per andare alla conclusione. Arriva in questo momento con il pallone appoggiato alla tabellone da parte di Elisa Volponi. 24esimo punto per le laziali. Striulli cerca di sfruttare tutti i 10 secondi buoni per andare alla conclusione. Scarica per Favento dalla parte opposta per Lussana. La tripla di Lussana che chiude il secondo quarto, che va al riposo lungo con il parziale di 43 per il Cus Cagliari, 24 per l'Attena Basket Roma. E noi sinceramente in questo momento non vorremmo essere nelle giocatrici dell'Attena Basket Roma dentro lo spogliatoio con coach Francesco Goccia. Noi adesso andiamo in pausa pubblicitaria, poi rientreremo subito dopo per i secondi, per gli ultimi due quarti di questa sfida valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile Girone Sud. Appena iniziato il terzo quarto,
Sono trascorsi appena 10 secondi. Il Cus Cagliari rientra in campo con Favento, Kotnis, Striulli, la numero 8 Caldaro che adesso va a canestro, va anche in lunetta, e la numero 18 Lussana. Questo il quintetto riproposto da coach Federico Sciascia, mentre risponde Roma che va in campo con la numero 11 Gelfusa, la numero 14 il capitano Bernardini, la numero 9 Russo, la numero 7 Grimaldi e la numero 22 Verrecchia. Questo il quintetto riproposto da coach Francesco Goccia per questo terzo quarto. Va a canestro Caldaro con il 50% dalla lunetta, quindi 1 su 2. 44 per il Cus, 24 per Roma, più 20 per la formazione cagliaritana. Adesso il fallo di Lussana che manda Roma in fase offensiva con il possesso palla gestito da Giulia Grimaldi. C'è il movimento, si libera Russo, ancora Russo che scarica poi per Gelfusa, la conclusione di Gelfusa sotto canestro. Palleggio ancora per Strulli, Lussana ancora per Erika Strulli, il palleggio, lo scarico per Kotnis, la finta che manda letteralmente dalla parte opposta alla diretta avversaria Laura Gelfusa, ma poi la conclusione tocca il ferro, rientra in campo, riparte così l'Attena Basket Roma. C'è ancora il fallo, questa volta di Kotnis sulla numero 7 Grimaldi che va in lunetta. Primo tiro libero sbagliato da Grimaldi. Sbagliato anche il secondo, c'è il rimbalzo con Caldaro che controlla il pallone, pressata da due giocatrici di Roma, palla messa dalla parte opposta ancora per Lussana. C'è ancora un'infrazione per il Cus Cagliari, non è riuscita a liberare la propria metà campo in tempo, mentre diamo un'occhiata anche alle statistiche. Dopo i primi due quarti sono 13 i punti, come ho detto in precedenza, di una straordinaria Erika Striulli, 11 quelli di Kotnis, 8 per Lussana, sono 5 per Favento, 3 per Ridolfi e per la numero 15 Niola, mentre adesso scadono i 24 secondi di tempo per andare alla conclusione da parte dell'Attena Basket Roma. Palla in mano ancora al Cus Cagliari. Striulli, il palleggio seguita dalla numero 9 Russo, ancora 1 contro 1. Striulli si gira, scarica per Kotnis, mantiene il posto palla. Kotnis cerca e trova Favento, c'è libera Lussana, non riceve perché Favento vorrebbe andare sino in fondo. Ancora Favento che vince il rimbalzo, il contrasto tra virgolette con la diretta avversaria, va al tentativo di canestro, palla che tocca il ferro, rientra in campo, già gestito il pallone dall'Attena Basket Roma che è già dentro il verniciato dalla parte opposta. La tripla tentata ancora da Grimaldi, palla che tocca il ferro, può ripartire ancora Favento, c'è il fallo su Favento che protegge in maniera abilissima il pallone dalla pressione della diretta avversaria. Palla in mano ancora alla Cus Cagliari, 7 minuti 40 secondi al termine del terzo quarto, 44 i punti per le Cussine, 26 per l'Attena Basket Roma. Ancora un fallo di Grimaldi che tocca mentre palleggiava il braccio della numero 18 Lussana. Richiamo anche per il tecnico Capitolino. Fuori Grimaldi. Dentro la numero 6 Piacentini.
Lussana sul punto di battuta, scarica dopo il movimento di Favento, ancora Striulli, la finta di Striulli, ancora pallone in mano, doppia finta, poi si gira Striulli, arresto e lo scarico sotto canestro per Kotnis, intercettato dalla difesa della Athena Roma Basket, ancora palla dentro, ma c'è l'intervento di Kotnis in ripiegamento difensivo. Kotnis che va ad anticipare la numero 11, Laura Gelfusa. Rimessa in gioco Russo, palla dentro ancora per Gelfusa, spalla a canestro, ha il problema nel liberarsi, però va lo stesso alla conclusione, palla che tocca il ferro, rientra ancora in campo, possesso palla per il Cuscagliari, affidato a Favento che scarica per Kotnis, ancora Striulli, palla in mano al capitano, Favento le finte, 7 secondi fa sportellate sotto canestro, si gira e va alla conclusione che tocca il ferro per 2 volte, ricade in campo, la penetrazione ancora del capitano Bernardini. Adesso Russo, la tripla che va a segno, 29esimo punto per la formazione laziale, 44 per il Cuscagliari, ancora Lussana, la tripla, questa volta palla che tocca il ferro. Lo scarico, Piacentini arresta i piedi a terra e mette a segno un'altra tripla per accorciare le distanze, ancora 6 minuti e 15 secondi al termine del terzo quarto. Athena Basket Roma che si fa sotto, ma sono ancora tanti i punti di vantaggio per le Cussine. Sono 12 punti di vantaggio per Caldaro e compagne. Lo si capisce, lo si avverte anche dal timbro di voce che sta utilizzando adesso il tecnico delle laziali, molto più alti decibel nei primi 2 quarti, mentre adesso in maniera molto più tranquilla ha dato le disposizioni alle proprie giocatrici. Si rientra in campo, palla in mano alla Cuscagliari. Ancora Caldaro, palla toccata col piede da Piacentini che mette in movimento Striulli, non c'è il contatto, Striulli schiaccia a terra il pallone che avrebbe dovuto raggiungere Kotnis, ma invece viene intercettato dalla difesa dell'Athena Basket Roma, che riparte, palla in mano a Gelfusa. Gelfusa cade da sola, probabilmente è un problema, speriamo di no, al ginocchio. Ginocchio già fasciato per la giocatrice di coach Francesco Goccia. Si rialza, ha perso il piede d'appoggio, è scivolata in campo. Si asciuga il parquet per evitare ovviamente altri problemi. Sembra dare indicazioni positive la numero 11 Laura Gelfusa. Ancora Striulli, la penetrazione, scarica per Kotnis, il palleggio, palla in mano ancora a Striulli. Lussana, la finta, la penetrazione sotto canestro che va alla conclusione, palla che danza sul ferro, e Russo che commette il fallo, anzi è la numero 11 Gelfusa che commette fallo, andrà in lunetta la numero 18 Lussana. Sbaglia il primo tiro libero.
va a segno col secondo. Palla in mano ancora a Roma. La conclusione di Capitan Bernardini che va a segno. 45 per il CUS, 34 per l'Attena Basket Roma. Ridolfi, giro palla per il CUS con Favento che cerca e trova Kotnis, si libera Striulli, palla in mano ancora alla numero 7 in maglia bianco-rosso-blu. La conclusione, palla che tocca il ferro, il rimbalzo è preso, è catturato sotto canestro ancora da Gelfusa. Ancora Bernardini alla conclusione, disturbata dalla numero 7 Striulli. Favento dentro, poi Lussana da 3 punti, palla che gira sul ferro, recuperato ancora dalla formazione ospite. Piacentini non sarà assente di provare la conclusione da 3 punti. Adesso sotto canestro c'è l'errore di Verrecchia, palla recuperata ancora dalla CUS. 4 minuti 17 secondi al termine del terzo quarto. Favento dentro per Kotnis. Ridolfi, palla in mano a Lussana, ancora a Lussana, ma c'è il fallo di Piacentini. In lunetta Lussana sbaglia il primo tiro libero. Va a segno col secondo. Cambio dentro Niola, fuori Lussana. Bernardini. Ancora Roma in posto palla, la conclusione da 3 punti ancora di Bernardini, che azzarda, che rischia ovviamente le conclusioni pesanti per cercare di rimettere in partita le proprie compagne. Ancora palla dentro, il rimbalzo e per l'Attena Roma. Adesso c'è il fallo fischiato alla numero 5 Favento. Bernardini per la battuta. 3 minuti 23 secondi al termine del terzo quarto. Il movimento ancora di Bernardini, seguita da Lussana. Ancora Bernardini sotto canestro, poi scarica il giro palla. Piacentini, la penetrazione, solleva la palombella che poi recupera lei stessa. Bernardini da 3 punti, palla che tocca il ferro, tocca anche il tabellone, la parte alta del tabellone, e termina ancora in rimessa dal fondo. Palla schiacciata a terra, Ridolfi trova Niola libera, esce dai blocchi Striulli. C'è il fallo fischiato ai danni di Lussana in fase offensiva. Possesso palla ancora per l'Attena Basket Roma, possesso palla affidato ancora a Capitan Bernardini, che rimette subito in movimento Piacentini. Il palleggio, lo scarico con una mano verso il russo, poi spalla a canestro ancora la numero 11 Gelfusa, che va a canestro. Partita
stranissima questa di questo pomeriggio al Palacus, con le Cussine in vantaggio addirittura di 20 punti. Adesso si rifanno sotto le laziali, 46 per il Cus, 39 per l'Attena Basket Roma. C'è l'infrazione di passi fischiata ai danni della giocatrice del Cus. Ancora possesso per la formazione ospite. Bernardini scarica per Piacentini, il contromovimento di Bernardini, Russo. Bernardini riceve in questo momento addirittura dalla distanza, palla che non tocca il ferro, tocca il tabellone, ma il rimbalzo è catturato ancora dalla Cus Cagliari con la numero 3 Ridolfi. Poi c'è il fallo su Striulli. Va in lunetta Erika Striulli, che ha un 100% dalla lunetta. Adesso sono 6 su 6. Sbaglia, arriva il primo errore dalla lunetta. C'è anche il cambio, fuori Kotnis, dentro Favento. Russo, il passaggio per Piacentini, la tripla ancora di Piacentini che va a segno. Più 5 adesso per il Cus Cagliari a 1,35 dal termine. Ancora Striulli, possesso palla per il Cus Favento, esce dai blocchi, scarica per Lussana, c'è il blocco portato da Ridolfi. La tripla di Ridolfi in casa Cus per l'allungo, più 8 per le Cussine a 1,10 secondi dal termine del terzo quarto. Palla messa a terra ancora per l'Attena Basket Roma. Stesso palla ancora per la formazione laziale, ma c'è il time out, 1 minuto 5 secondi per completare questo terzo quarto. Più 8 per il Cus Cagliari, sono 50 i punti per le ragazze di Federico Sciascia, 42 quelle per coach Francesco Goccia, per cui tutto da giocare, soprattutto l'ultimo quarto, quello decisivo per questa 10ª giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile girone sud, con il Cus che effettivamente ha dilapidato un vantaggio addirittura di più 20 ad un certo punto. Si è andati al riposo lungo con più 19. Mentre rientrano in campo le formazioni, rimessa in gioco ancora Gelfusa, possesso palla per Roma, pallone affidato a Russo, lo scarico per Gelfusa, 3 secondi per andare alla conclusione, palla dalla parte opposta, Piacentini non ci può arrivare, sbagliata la giocata di Marta Verrecchia. Fuori la stessa Verrecchia, dentro la numero 4 Raveggi. Ultimi 43 secondi di questo terzo quarto. Palla dentro adesso per Lussana che si gira, palla appoggiata alla tabellone e sono 10 adesso i punti di vantaggio per il Cus Cagliari contro l'Attena Basket Roma.
La penetrazione ancora di Bernardini, la tripla di Piacentini, palla che tocca il ferro, questa volta non va a canestro, poi Niola perde palla in uscita, in palleggio, ancora palla dentro per la numero 11 Gelfusa. C'è il fallo di Lussana che manda in lunetta. Gelfusa, primo tiro libero sbagliato da parte di Gelfusa. Va a segno col secondo tiro libero. Ultimo possesso palla per il Cus con Striulli, la penetrazione scarica per Ridolfi, la tripla di Ridolfi, palla che tocca il ferro, poi arriva la sirena che chiude questi 10 minuti del terzo quarto. Adesso spazio ad un po' di pubblicità per poi riprendere con l'ultimo e decisivo quarto. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Ultimo quarto di questa sfida valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile girone sud, più 9 per il Cus contro l'Attena Basket Roma. Adesso c'è l'infrazione di passi. Fallo fischiato ai danni di Gelfusa. Cuscaglieri che è rientrata in campo con Striulli, con Ridolfi, Favento, la numero 18 Lussana e la numero 15 Niola, mentre risponde l'Attena Basket Roma con Russo, la numero 4 Raveggi, la numero 11 Gelfusa, la numero 14 il capitano Bernardini e la numero 7 Grimaldi. Ancora possesso palla per il Cus con Niola, la penetrazione sino in fondo, poi lo scarico per Favento. Adesso Striulli scarica ancora per Favento, la tripla, il pallone che tocca il ferro, rientra in campo, lo recupera Russo che poi solleva una palombella per cercare di servire Grimaldi. C'è l'intervento di Striulli che tocca per ultima, palla in possesso della formazione laziale. Ancora Grimaldi, arresto e tiro con una mano, poi c'è il rimbalzo
di Raveggi, palla controllata ancora da Raveggi, che poi serve molto bene Bernardini, la penetrazione, l'arresto, il tiro, palla che tocca il ferro, c'è la palla contesa sotto canestro, poi va alla conclusione la numero 11 Gelfusa, che poi ottiene il massimo, cioè il fallo della giocatrice del CUS Cagliari. Ancora Bernardini verso Raveggi. Russo, affrontata ancora da Niola, si ferma Russo, può scaricare, lo fa in questo momento per Raveggi, palla dalla parte opposta per Bernardini, la tripla, palla che non tocca neanche il ferro, ricade in campo, ricade a dirla tutta sul viso, sul volto di Giulia Ridolfi. Ancora possesso per il CUS Cagliari. La penetrazione di Strulli, che poi scarica a terra a 6 secondi. La conclusione dalla lunetta corta della numero 3 Ridolfi, che va a canestro con una tripla. 55 sono i punti per il CUS Cagliari, 43 per l'Athena Basket Roma. Ancora Bernardini, lo scarico, ma arriva Strulli che recupera palla, sguscia via alla diretta avversaria, rallenta la sua azione, aspetta il rimorchio delle proprie compagne di squadra, palla in mano, ancora Strulli, servita dal numero 5 Favento, ancora Strulli per Favento, il palleggio, piede perno, si gira, arriva sino in fondo, poi c'è il fallo della numero 9 Russo. Si rientra in campo in lunetta la numero 5 Silvia Favento. Favento va a segno col primo tiro libero. A segno anche col secondo. Sono 57 adesso i punti per il CUS Cagliari, 43 quelli dell'Athena Basket Roma. Adesso sotto canestro ancora la giocata della numero 11 Gelfusa, poi c'è il fallo fischiato ai danni della CUS Cagliari. Anzi, fischiato in favore del CUS Cagliari, palla in mano alle Cussine. Tecnico per tecnico ed anche espulsione per la numero 11 Laura Gelfusa. Entra Valentina Vignali al posto della Gelfusa. Posso palla per il CUS.
Ancora Strulli, palla messa in mano a Niola che la scarica per Favento, intercettata, sporcata, finisce così in rimessa laterale. Già effettuata, c'è il fallo della numero 7 Grimaldi, è il quinto fallo di Grimaldi che deve abbandonare la partita. Piove sul bagnato in casa Attena Basket Roma. Entra la numero 3 Elisa Volponi. Strullin, lunetta, va ancora a segno. Secondo tiro libero, rimane la macchia di quel tiro libero sbagliato in precedenza, altrimenti sarebbe ancora un 100% dalla lunetta. Adesso il russo cerca la giocata su Bernardini. Palla però troppo lunga, ancora Strulli, il palleggio, palla messa in mano a Kotnis, Ridolfi, lo scarico per Favento, pensa alla conclusione da 3 punti, poi viene però fermata. Viene dato il tecnico anche a Silvia Favento. L'interpretazione del direttore di gara, la signora Francesca Finazzi, come se avesse enfatizzato troppo urlando. Va in lunetta Russo, a segno il primo tiro libero. Adesso palla in mano alla formazione ospite, 6 minuti 58 secondi al termine, più 16 per il CUS Cagliari. Gioco non particolarmente spumeggiante in questo momento. Si aspetta la ripresa del gioco, avviene in questo momento, palla affidata a Volponi che poi la scarica ancora per Capitan Bernardini, la penetrazione di Bernardini, arresto e tiro, palla che non tocca il ferro, tocca solo il tabellone, il rimbalzo, il possesso palla in favore del CUS che esce con Strulli. Adesso Favento, pressing per Strulli, non si avvede Kotnis, palla recuperata dalla formazione ospite. Bernardini, la tripla tentata, ancora il ferro, dice di no alla giocatrice di coach Francesco Goccia. Adesso pressing altissimo da parte delle giocatrici romane, ma arriva il canestro ancora da 3 punti, quello pesante di Favento. Bernardini, ancora pallone sprecato, arriva Strulli, 2 contro 1, Strulli si ferma, poi scarica per Niola che sbaglia, ancora sotto canestro, ha sbagliato 2 canestri clamorosi, qui ha vanificato anche la gran giocata di Capitan Strulli. Riparte così subito il CUS Cagliari, palla in mano ancora a Niola, lo scarico, palla giocata ancora dentro, intercettata però dalla difesa laziale. Bernardini chiede palla a Vignali che si gira e va a canestro dalla lunetta.
Vignali già autrice di 4 punti dopo i primi 3 quarti. Ancora il pallone toccato da Favento con la gamba. Arriva un altro time out. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Si riparte, pallone in mano ancora a Roma. La conclusione dalla distanza, palla che tocca il ferro, rientra in campo. Adesso c'è il fallo di Striulli. Possesso palla ancora per l'Athena Basket Roma. Ancora Vignali, la conclusione da 2 punti, però non da 3, nonostante la lunga distanza. Non va a segno, riparte così ancora il Cus con Kotnis. Striulli, ancora Striulli, la penetrazione arriva sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, palla che però non va a canestro. Fuori Giulia Ridolfi, dentro Matilde Mancini. Ancora Erika Striulli a segno dalla lunetta. Ripartenza della formazione romana dell'Athena Basket Roma. 65 per il Cus Cagliari, 46 per l'Athena Basket Roma. Adesso sporca la traiettoria del pallone Favento, permette a Striulli di entrare in posto palla. Adesso la giocata sotto canestro, la grande giocata sotto canestro di Anetta Elena Kotnis, che va a segno e andrà anche in lunetta. Altri 2 cambi per il Cus. Fuori Favento, dentro la numero 8 Caldaro, dentro anche la numero 11 Sara Saias, per un'ottima, una stratosferica Capitan Erika Striulli. Ancora Cus in posto palla, c'è ancora il tentativo di canestro, questa volta sbagliato da parte di Kotnis. Poi c'è il fallo subito dalla Vignali, che andrà in possesso palla senza lunetta. Un altro cambio, fuori Niola, dentro Lussana. Ancora la penetrazione
Arriva Vignali, palla che tocca il ferro. Vignali va a recuperare ancora il rimbalzo e poi va a canestro. Sembra quasi giocare in casa la Vignali per l'entusiasmo del pubblico. Sappiamo ovviamente della sua popolarità, della sua influenza, soprattutto sui social. Adesso va a canestro anche Mancini. Ancora Vignali, palla appoggiata al tabellone, un altro canestro. $70 per il CUS, 50 per l'Attena Basket Roma, più 20 per la formazione padrona di casa. Ancora il tentativo per Lussana di andare a canestro. Ancora il palleggio. La palla contesa. Fuori Kotnis. Dentro anche Gaetani. Ancora il CUS in posto palla, la penetrazione, la stoppata di Vignali. Ancora a canestro la numero 18 Lussana, 72esimo punto per il CUS Cagliari, 50 per Roma. Ancora il palleggio di Russo. Russo scarica, giro palla, posto palla per Perrotti. Ancora Perrotti che cerca e trova Russo. Palla dentro verso Bernardini che però perde il contatto con il pallone e riparte Mancini. Posso palla ancora per il CUS con Gaetani. Adesso palla dentro per Caldaro, il fallo subito da Caldaro. In lunetta Caldaro sbaglia il primo libero. Va a segno col secondo. Dentro un'altra giovanissima, la numero 12 Sofia Sorbellini. Fa da minutaggio anche alle giovanissime, naturalmente soprattutto in una partita come quella di oggi, mentre adesso arriva sino in fondo Russo che va a canestro col punto numero 51 per, anzi numero 52 per l'Attena Basket Roma. Ancora il CUS, 1 minuto 10 secondi al termine dell'incontro. Il palleggio, ancora Sorbellini che scarica. La conclusione da 3 tentata dalla numero 4 Gaetani. Ancora Russo, arresto e tiro, la tripla tentata da Russo, palla che non tocca neanche il ferro. Ultimi 52 secondi per questa 10ª giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Ancora il palleggio di Gaetani.
palla affidata al numero 20 Mancini. Riparte la numero 9 Russo, palla per il capitano Bernardini, palla appoggiata al tabellone che però non va a segno. Adesso il Cuscagliari ancora con la penetrazione, c'è l'errore sotto canestro della numero 4 Gaetani. Ancora sino in fondo Perotti va alla conclusione, c'è il fallo, si andrà in lunetta, 11 secondi al termine dell'incontro. Tiro libero che va a segno per Caterina Perotti. Non va a segno il secondo. Adesso palla in mano ancora alla Cus con 5 secondi, ma termina qui praticamente l'incontro tra il Cuscagliari e l'Athena Basket Roma, con la vittoria della formazione padrona di casa con il parziale di 73-53, 20 punti di vantaggio per le Cussine, che chiudono al meglio la 10ª giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile Girone Sud. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.